Benvenuti amici. Oggi Sicilia Cuore Mio vi porta in un posto meraviglioso, dove la storia si mischia alla quotidianità, la nostra, quella di tutti noi catanesi, ed è con un immenso orgoglio partire proprio da qui. Venite con me. Insieme inizieremo un viaggio davvero interessante dentro la cultura, la nostra, quella catanese, partendo da qui, dal Teatro Romano, che da molti catanesi è conosciuto come U Teatro Greco. Esso è situato nel centro storico della città etnea, proprio tra Piazza San Francesco, via Vittorio Emanuele, via Timeo e via Teatro Greco. Il suo aspetto attuale risale al II secolo ed è stato messo in luce a partire dalla fine del XIX secolo. La struttura che ci circonda è senz'altro molto complessa, ma nel frattempo è molto affascinante. Essa ci invita a farci molte domande, ci aiuta a chiedere alla storia di svelarci il segreto che per tanti millenni è racchiuso tra queste pietre. È giusto conoscere un po' di storia di questo teatro. La nostra Catania, che da sempre è un monumento a cielo aperto, ecco che sfoggia uno dei gioielli più preziosi, appunto il Teatro Romano, che, pur essendo di epoca greca, fu restaurato addirittura per opera di Augusto. Ed è proprio in questo periodo che il teatro ha il suo massimo splendore. Ma scopriamo insieme tesori archeologici e monumentali che troviamo ancora all'interno del teatro. Seguiteci, ma per farlo dobbiamo addentrarci proprio dentro la sua struttura e lo faremo attraverso queste antichissime scale. Adesso non ci resta che proseguire il viaggio. Il nostro viaggio continua dentro le viscere del Teatro Romano a Catania. Ai giorni nostri, questo posto lo potremmo paragonare ad un ingresso per gli attori, realizzato completamente con blocchi di pietra lavica. Inoltre, scorgiamo dei reperti archeologici preziosissimi, che rappresentano parte integrante del teatro stesso, di cui ancora si può sentire accarezzandoli il loro calore. Risalendo queste scale ci ritroviamo in un altro posto magico del Teatro Romano a Catania, un luogo dove attori, musicisti hanno sognato di vivere finalmente la scena, la loro scena, davanti al loro pubblico. Signori, Catania è immersa nella cultura da sempre, da millenni. Oggi Sicilia Cuore Mio ve la racconta come è giusto che sia, con amore, con il proprio cuore. Sono sicura che per quanti come noi amano il teatro viene davvero facile immaginarsi in questo contesto che conserva senz'altro millenni di storia. Sicilia Cuore Mio vuole tentare a far rivivere l'anima del teatro con quello che la storia stessa ci ha lasciato come eredità. Ma da lì a poco, attraverso uno dei meandri, un corridoio interno dello stesso Teatro Romano di Catania, è possibile raggiungere
un altro teatro, un po' più piccolo, ma non per questo meno importante. E questo è il teatro dell'Odeon. Lo trovate proprio qui, alla mia sinistra, dietro questa vetrata. Importantissimo per la storia artistica della nostra Catania. La cultura in esso ancora oggi esiste.